E ora parliamo di due progetti dello IOV che hanno ottenuto un riconoscimento di eccellenza nazionale. Vediamo. In Veneto si spende meno per i farmaci e ci si cura meglio rispetto ad altre parti d'Italia. Questo è il risultato del report sulle cure oncologiche. La sopravvivenza dopo 5 anni dalla diagnosi di neoplasia è del 64% per le donne e del 59% per gli uomini, rispettivamente di 7 e 10 punti percentuali meglio rispetto alla media campana. Sono numeri da eccellenza sanitaria, confermata ancor più, sempre in termini di guarigione, con i tumori alla mammella, al colon, alla prostata. I più difficili da combattere in questo momento sono quelli al pancreas, ai polmoni e al fegato. Due progetti dello IOV di monitoraggio delle performance ottengono un riconoscimento di eccellenza nazionale con un finanziamento di 1.200.000 euro complessivi. Un progetto è per il monitoraggio dei farmaci innovativi, l'altro per la valutazione dell'efficienza della diagnosi e della terapia. Quindi innanzitutto il nostro pensiero va ai pazienti, quindi il primo obiettivo nostro è curare sempre meglio i pazienti. Subito dopo viene il problema della sostenibilità. Per curare bene i pazienti, per consentire l'innovazione, bisogna avere un sistema pubblico, equo, innovativo e sostenibile. Avere diagnosi omogenee e solidamente stabilite è il presupposto per l'utilizzazione di quei farmaci ad alto costo che costituiscono la nuova frontiera dell'oncologia. Questo tipo di combinazione tra l'area diagnostica e l'area terapeutica è proprio della regione del Veneto. Questo è un tratto fondamentale perché dalla imbricazione di questi due momenti che si può attendere quel successo terapeutico che noi tutti ci aspettiamo. Etica e lavoro per la cura dei pazienti, questi gli obiettivi dello IOV, alta qualità, eccellenza ed efficienza delle cure.